L'intenzione mia era quella comunque di raccontare, di scrivere dei racconti che comunque avessero una sorta di scorrevolezza e di leggerezza, perché mi interessava appunto che le cose che dicevo potessero arrivare a quanta più gente possibile. Non mi interessava fare un discorso che tu hai chiamato liberista, io chiamavo come arte d'élite, diciamo, arte snob, che a me non mi interessa appunto. Sull'autobus un blocco unico e melmoso di gente che ti schiaccia manco fossi una fettina da sbattere prima di cucinarla. Mi ricorda che vivo in una città piena di stronzi puzzolenti, sudati, amorfi e ansiogeni, sempre contrariati. Un ragazzetto rasta, jeans scampanati dal cavallo basso con mutande firmate in bella vista e cuffie alle orecchie, canticchia una canzone pop di quelle che girano per radio. Occhietti a fessura rossi, come sugo di pomodoro, e piercing sparsi ovunque, sul volto butterato dall'acne giovanile. Mi guarda sorridente. Ma tu sei Filippo? Manco per il cazzo, boy. Dai Filippo, smettila, ti ho riconosciuto. Perché ti sei tagliato i capelli? Vuoi sentire questo pezzo? Strafico, ha una voce che pompa da paura. Non sono Filippo e preferisco l'abbaiare di un cane balbuziente. Filippo, lo sai che sei proprio simpatico? Ho una canna già pronta in tasca, dopo ce la facciamo insieme, va bene? Non posso. Ogni volta che fumo mi comincia a pisciare il gomito, il mignolo della mano sinistra mi si attacca alla spalla destra che va a fare contatto col piede sinistro. Ma hai sentito che è successo a Daniele? Chi è Daniele? Vabbè, ti sei fatto uno schizzo per caso? No, non me lo sono fatto e comunque se mai un giorno scegliessi di farmelo non ricordo sarebbe il titolo di un racconto, perché per me è stata una voce unica dall'inizio alla fine. Chiaramente cambiano i personaggi, le storie raccontate sono diverse, sono racconti in un certo qual modo autoconclusivi, però in realtà la voce che si sente nel libro è sempre la stessa, e si modula in maniera diversa, a volte più forte come il brano che ho letto prima, a volte come il brano che ho letto all'inizio è sempre forte ma un po' più stemperata, però è sempre quella, è molto riconoscibile, c'è un tono molto preciso che dà la quadratura a tutto il libro, e questa secondo me è una conquista enorme per un autore, è una cosa che alcuni scrittori cercano per una vita senza mai trovarla, scrittori anche molto. E poi fra l'altro è importante, anche là il fatto di scrivere, il famoso scrivere pulito, non è non dire le parolacce, è far sì che queste parolacce suonino, perché non dire le parolacce, io posso parlare mezz'ora senza dire neanche una parolaccia e fare un discorso di una sciatteria, di una sporcizia imbarazzante. Posso dire 10 parolacce in 5 periodi che possono dare fastidio effettivamente a qualcuno, ma che possono non risultare assolutamente né sciatte né banali né tantomeno sporche o stridenti. Vedi qualcosa? Va. Sì, no, no, il discorso delle parolacce mi interessa, nel senso che... Lo sapevamo. No, nel senso che penso che le parolacce, come qualsiasi altra cosa, abbiano un senso quando fanno parte di una storia che racconti. Cioè, se stai raccontando di un tossico, di un dialogo dentro un autobus, come nel caso precedente, ha senso che tu le metta, perché se no non è credibile quello che stai raccontando. Poi per due personaggi piuttosto allucinati. Esatto, quindi non sarebbe credibile se uno che sta fatto di canne sale su un autobus e ti parla, ti fa un discorso come se lo farebbe un professore, insomma. Finito. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Maestro, maestro. Bambini escono dall'asilo. Mamme che aspettano rigonfie d'orgoglio. Entro nel parco dell'Acquedotto, Cinecittà, Roma. Supero le giostre, il prato, vado verso la ferrovia e salgo su un vecchio rudere. In cielo, proprio sotto il sole, c'è David Bowie che canta As the World Falls Down. Passa un treno e poi un aereo attraverso il cuore di David, andando ad atterrare a Ciampino. Ho bisogno di una birra, devo pisciare, lascio il rudere, la pineta, David, il treno, l'aereo, i bambini, le mamme.
strade che stanno di ricordi fumati, macchine che entrano veloci nei negozi e poi sfrecciando, fregandosene dei semafori, vanno via. Sembrano scimmie impazzite che saltano da una liana all'altra in questa giungla di cemento. Prendo la metropolitana, destinazione Piazza Re di Roma.